Buonasera a tutti, vi chiedo di alzarvi in piedi per iniziare il nostro culto e vorrei che ci concentrassimo su questo momento speciale e importante che il Signore ci ha dato l'opportunità di vivere, perché essere qua questa sera ha un'importanza enorme per il Signore. Il Signore vede che siamo qua a fare la sua volontà, a stare in comunione tra di noi, ad adorarlo, ad ascoltare la sua parola, lasciando che Lui ministri nelle nostre vite, lasciando che Lui possa comunicarci quella risposta che da tanto stiamo aspettando. Quindi chiudiamo i nostri occhi, facciamo una preghiera per iniziare. Signore Padre, ti ringrazio per l'opportunità che ci dai di essere qua questa sera, Signore. Ti ringrazio per la tua presenza, ti ringrazio per la tua bontà e per il tuo amore nelle nostre vite, Padre. Ti ringrazio davvero perché so che tu opererai nei cuori di ognuno di noi, so che tu agirai, so che tu vuoi agire, Signore, e ti chiedo, Padre, di cambiare tutta la nostra struttura, Signore, di cambiare ogni cosa che c'è da cambiare. Taglia tutti i rami che ci sono, tutti i rami marci che ci sono da tagliare, Padre, e fai di noi quello che tu vuoi, Signore, che la tua gloria possa manifestarsi attraverso le nostre vite per il tuo regno, Signore. Sappiamo che tu stai tornando, Signore, e le persone là fuori stanno gridando per una salvezza, la tua salvezza, Signore. E quindi, Signore, davvero che che tu possa usarci, Signore, per la tua gloria, che possiamo essere disposti a fare la tua volontà ogni giorno, che ogni giorno possiamo portare la nostra croce, rinunciare a una nuova parte di noi, Signore. Davvero, Padre, che tu possa ministrare questa sera nelle nostre vite, Signore. Ti chiedo questo, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Possiamo cantare, innalzare la nostra voce al nostro Signore, possiamo innalzare le nostre mani, tutto il nostro essere al nostro Signore, possiamo dichiarare che Lui è il Re dei Re, Signore dei Signori, possiamo dichiarare che Lui è il nostro rifugio, non qualcosa di terreno, ma Lui, soltanto Lui. Amen? Amen. Cantiamo. Padre, noi ti ringraziamo, Padre, perché noi sappiamo che lontano da te noi non siamo niente, Padre. Noi ti ringraziamo perché noi sappiamo che soltanto mediante te, Padre, avremo quello che può riempire il nostro cuore, Padre. Soltanto mediante te, mediante la tua parola, Padre, avremo colui che
ci può dire dove andare, Padre, senza che noi inciampiamo e ci facciamo eccessivamente male, Padre. Noi sappiamo che soltanto grazie a te noi abbiamo la via, la verità e la vita, Padre. Soltanto mediante te, Padre, noi possiamo sentire quel calore, quell'affetto, Padre, quello che ci manca, Padre, e noi ti ringraziamo per questo. Lontano da te mi sento solo e senza te non mi trovo, senza il tuo amore non ha senso la mia vita. Non penserò soltanto a me, ma cercherò solo te. Senza il tuo amore non ha senso la mia vita. Ed io mi pento, a te mi prostro. Ed io mi pento, a te mi prostro. E ritorno da te, oh Padre, e ritorno da te, oh Padre, e ritorno da te, oh Padre, e ritorno da te, oh Padre. Accoglimi nelle braccia tue, avvolgimi con il tuo amor. Cantiamo? Accoglimi nelle braccia, avvolgimi con il tuo amor, perché ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre. Facciamo un applauso al nostro Signore. Amen. Possiamo cantare e ricordare il fatto che non avevamo alcun motivo per essere salvati. Guardiamo a destra e a sinistra e continuiamo a fare il male, ma Lui, colui che non doveva farlo, è morto sulla croce per noi. E noi possiamo avere la salvezza mediante questo suo atto. Cantiamo. Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza da fu rifiutato dalle persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà
potesse brillare, il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò, per esaudire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare, il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati tu hai pestato senza dir una parola sola, al dolor si arrese, fino alla morte egli versò la sua vita, non morire amara, dando la sua dolce grazia. Tu sei l'agnello, tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, al dolor si arrese, fino alla morte egli versò la sua vita, non morire amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci vita. Amen, Padre, è soltanto così che noi possiamo arrivare a Te, Padre, perché anche quando noi falliamo, Padre, anche quando noi non siamo perfetti, Padre, Tu sei lì e sei morto per noi, Padre, sì, affinché che noi potessimo aver vita, Padre, così che noi potessimo aver fede, Padre, così che noi potessimo vivere pienamente, Padre, non vivere una vita di tristezza, angoscia, ansia, Padre, ma di felicità, sapendo che c'è un qualcosa di più, Padre, c'è un qualcosa che alla fine della nostra vita, Padre, continuerà. Tutto questo che noi facciamo in questa terra, Padre, morirà assieme a noi, assieme alla nostra carne, Padre, ma noi saremo con Te all'eterno, ed è questo soltanto per coloro che vogliono essere vicino a Te, Padre. Ti ringrazio, Padre, ti prego che noi in questo momento noi possiamo apprendere della Tua parola, Padre. Ti prego di preparare i nostri cuori affinché che la Tua parola sia proclamata, Padre. In questo momento ti ringrazio e ti lodo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, adesso abbiamo il momento della nostra parola. Chiamo il Pastor Sandro che predicherà. Non è questo.
C'è? Se no ce l'ho qua, Gabriele. Ok. Eccolo qua. Ok, essere luce. Ti senti luce? Qua ce n'è in abbondanza di luce anche per fare un interrogatorio, sembra, sai? Ma è interessante quando Gesù ha espresso queste parole verso le persone che lo ascoltavano, no? E è stato un momento molto particolare. Tu provi a immaginare Gesù che si siede sulla cima di questo monte, stiamo studiando il sermone sul monte, no? E attorno a lui non c'erano delle persone, per così dire, normali, no? Perché la normalità nella società ebraica era considerata persone di un certo livello. Attorno a lui c'erano delle persone particolari, c'erano delle persone povere, c'erano dei malati, c'erano dei posseduti dal demoni. E lui si è seduto in mezzo a loro, no? Tu provi a immaginare la scena, e ha detto, guardandoli, ha detto: voi siete luce. Ma vi sembra una roba normale? È questo che è successo però. Lui ha detto così: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Preghiamo che il Signore ci parli questa sera. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico per essere qua ancora una volta, per condividere la tua santa parola. Ti chiedo nel nome di Cristo Gesù, Signore, amministra questa sera la nostra anima. Ti chiedo, Signore, di parlare, perché abbiamo bisogno di sentire la voce del nostro pastore. Signore, benedici i nostri ragazzi e chiunque qua in questa sala, Signore, possa capire, Signore, che tu ami stare in mezzo al tuo popolo, che la Chiesa, questa Chiesa di giovani, Signore, sia nelle tue mani questa sera. Padre, grazie per poter essere qua ancora una volta, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Voi siete la luce del mondo. Perché Gesù stava dicendo queste cose? Interessante che, come abbiamo detto, queste persone non avevano ancora fatto niente di straordinario per essere luce. Erano delle persone normali, anzi al di sotto della media, dello standard di quella società, di quei tempi. Anzi, erano persone assolutamente discriminate. Però quando sono arrivate vicino a Gesù, Gesù vedeva già l'opera finita, ossia aveva già intuito che cosa avrebbero potuto essere quelle persone nell'esatto momento in cui lui avrebbe messo mano ai loro cuori. È interessante che quando noi arriviamo ai piedi di Cristo, attraverso la grazia di Dio, noi arriviamo a essere luce. Perché? Perché Lui fa un'opera in noi e non perché noi facciamo qualcosa per Lui. La grazia per definizione è qualcosa che noi non meritiamo assolutamente, e la grazia trasforma il cuore dell'essere umano. Dio, quando entra nella vita di una persona, trasforma in modo radicale l'anima di quella persona. E tu, quando hai incontrato il Signore Gesù è entrato attraverso la grazia nel tuo cuore e ha trasformato la tua anima in qualcosa di completamente nuovo. La parola di Dio dice in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17 che noi siamo nuove creature e siamo create in Cristo Gesù attraverso la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Che cosa noi abbiamo fatto per meritare questo? Assolutamente niente. È attraverso la grazia che noi siamo trasformati in luce. Quando Cristo entra nella vita di una persona, Lui fa una trasformazione istantanea, radicale e permanente. Pastore, ma io non sento questo. Non è quello che vivo ogni giorno, non è quello che sperimento ogni giorno della mia vita, perché io continuo a peccare, io continuo a fare cose sbagliate, continuo a pensare in modo sbagliato, continuo a decidere in modo sbagliato, continuo a fare cose che non sono assolutamente in linea con la grazia di Dio e con la santità di Dio. È proprio questo il grande problema, cari miei. Noi viviamo in una situazione in cui non abbiamo compreso che cosa Cristo ha fatto nel nostro cuore. Quando noi capiamo quello che Cristo ha fatto
fatto attraverso la grazia di Dio, allora noi ci sentiamo parte di un piano divino veramente straordinario e comprendiamo che l'opera di Cristo è la cosa più importante nella nostra vita e nella nostra anima. E sai perché Cristo prende delle persone improbabili nel suo regno per proclamare la sua parola? Tu sai che sei un predicatore o una predicatrice della parola di Dio? Tu sai che Dio ti ha scelto per questo motivo? Lui ti ha scelto perché tu sei, per tante persone attorno a te, l'unica Bibbia che loro leggeranno nella loro vita. Loro vedranno la tua vita integralmente e loro capiranno se tu sei un vero cristiano o no, e tu devi essere quella luce che è in mezzo alle tenebre. Noi siamo stati chiamati a proclamare luce in mezzo a persone che non conoscono cosa significa cristianesimo. Sai che cosa significa la parola cristiani? La parola cristiani significa essere un piccolo Cristo. Quando le persone vedono te, che cosa vedono? La parola di Dio dice che noi siamo luce e luce in mezzo alle tenebre. Ci sono molti ragazzi tra di voi che sono arrivati al Signore attraverso le proprie famiglie, la testimonianza dei genitori, attraverso una testimonianza di una predica della parola di Dio, attraverso tante preghiere che sono state fatte per voi durante il vostro tempo qua sulla terra. Ma è interessante che tante persone sono arrivate qua, tanti ragazzi sono arrivati qua, tante anime sono arrivate qua attraverso una grande necessità nella loro vita. Io so che dentro nel gruppo dei nostri ragazzi ci sono ragazzi che hanno passato profondi momenti di solitudine, profondi momenti di bassa autostima, profondi momenti in cui hanno pensato di farla finita con la vita, ragazzi e ragazze che hanno avuto dei momenti di disperazione nella propria vita. Io sono arrivato attraverso un grosso problema nella mia vita, attraverso una grande necessità della mia vita. Io veramente a un certo punto della mia esistenza ho detto: Signore, non ha più senso esistere in questo modo, ed è proprio lì che il Signore è intervenuto. Ma sai perché Dio chiama persone così come me, come te, con dei profondi bisogni nella nostra anima? Perché quando Lui opera una trasformazione nella nostra vita, tu diventerai luce in mezzo a una generazione che passa gli stessi problemi e che vuole sapere se c'è una via d'uscita per loro. Tu sei la luce che il Signore ha scelto da mettere in mezzo alle tenebre, affinché le tenebre comincino a diradarsi e cominciano a vedere persone che agiscono, pensano, sentono e decidono in modo completamente diverso da come agisce il mondo. Voi siete luce nelle tenebre, cari miei, ma non perché noi meritiamo qualcosa, ma perché il Signore ha fatto un'opera nella nostra vita. Il Signore ha trasformato radicalmente la nostra anima, e non importa se io e te sentiamo o meno questa realtà, noi dobbiamo credere per fede a quello che Dio ha fatto. Noi siamo nuove creature, noi siamo fatti in un modo perfetto. Ti ricordi cosa dice il Salmo 139? Io ti celebrerò, Signore, perché tu mi hai fatto in un modo stupendo, meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa bene. È così che dice il Salmo. Dice molto bene. Io devo sapere molto bene che cosa Cristo ha fatto nella mia vita per essere cosciente che io sono luce. Cristo ti sta guardando questa sera e sta dicendo: tu sei luce. Non c'è nessuno che ti tolga questo, perché io ho fatto un'opera nella tua vita. E non c'entra niente coi sentimenti, e le persone che sono attorno a te, Dio te l'ha messe lì perché tu possa illuminare quelle persone. Dio te le ha messe lì perché tu possa avere la capacità di testimoniare con i tuoi atti, non con la tua bocca. Tu sai che cosa ha detto una volta un padre della Chiesa? Non importa, predica il Vangelo ovunque tu vai e se necessario parla. Perché è la tua vita che parlerà più alto, perché la luce che tu porti dentro non puoi tenertela per te stessa, per te stesso. E qua passiamo al secondo item di questa sera, che è questo. Una città, dice la parola in questo testo, posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Purtroppo oggi viviamo in una generazione in cui i cristiani sono cristiani 007, agenti segreti. Nessuno sa che io e te siamo cristiani, ma la parola di Dio ci dice, e Cristo ci esorta in quanto Lui ha fatto quest'opera e ti ha reso luce in mezzo alle tenebre, ti sta dicendo:
Tu devi splendere in mezzo alle tenebre, tu devi dire chi tu sei e chi ti ha trasformato in quel modo. Non avere paura di testimoniare, perché la parola di Dio ci invita a essere luce sposta sopra un monte. Sai perché Cristo usa questa espressione molto interessante, no? Dice, noi siamo come una luce posta sopra un monte. Allora sta attento, è una questione culturale di quel tempo, al tempo di Gesù. Un israelita medio doveva andare obbligatoriamente 3 volte all'anno a Gerusalemme a festeggiare le 3 feste nazionali che erano state istituite dalla legge mosaica, e persone arrivavano da tutto l'impero, da centinaia, a volte di migliaia di chilometri di distanza, e ovviamente non c'era il Frecciarossa per arrivare a Gerusalemme, c'era o a dorso di mulo o a piedi, e quelle persone viaggiavano per settimane in mezzo alla campagna, non c'erano sentieri nemmeno, settimane in mezzo alle bestie feroci, settimane in mezzo a persone che li derubavano, che li picchiavano, che facevano di tutto e di più con loro, e quando arrivavano vicino, dopo settimane di cammino a Gerusalemme, la prima cosa che loro facevano era alzare lo sguardo verso il monte di Gerusalemme, e quando cominciavano a vedere le luci di Gerusalemme il loro cuore cominciava a aprirsi, cominciava a sentirsi bene, perché finalmente sono arrivato a casa. È così che era in quel tempo. Cosa interessante è che gli abitanti di Gerusalemme costruivano le loro case apposta per ospitare i pellegrini che arrivavano dalla distanza, ossia c'era una stanza che si chiamava nelle case la stanza superiore, che era dedicata soltanto agli ospiti, e quando una persona era disposta ad ospitare un pellegrino che arrivava a Gerusalemme, prendeva una lampada, la metteva sul balcone della finestra, e il pellegrino che arrivava guardava quella lampada e diceva: finalmente sono arrivato a casa, finalmente sono al sicuro. Sai perché ti sto dicendo questo? Perché in questo mondo ci sono tanti pellegrini che stanno girando per il mondo, cercando l'amore, cercando la faccia di Dio, cercando la grazia, cercando misericordia. A volte non lo sanno neanche loro, ma loro hanno bisogno di una luce accesa sopra un monte, e quella luce accesa sei tu, caro mio. Sei tu che abbraccerai quella persona, sei tu che dirai a quella persona: io ti capisco, so come uscire dalla tua situazione, perché io sono passato per la tua strada e io so come si esce, e quello che è la via, si chiama Gesù Cristo il Signore, è quella la via per uscire dal tuo problema. E Cristo ti ha fatto passare attraverso mari e monti, attraverso difficoltà e attraverso sofferenze, perché Lui ti sta dicendo semplicemente questo: quando tu sei uscito da questa cosa è perché io voglio proclamare la mia verità attraverso la tua vita. Chi ha mai provato senso di solitudine in questa sala? Alzi la mano. E tante volte noi la proviamo in mezzo alla gente, vero o no? Noi ci sediamo lì in mezzo alle persone e proviamo un senso profondo di solitudine. Sai perché? Perché non c'è nessuno che ti dica: ti capisco. Sono 2 parole magiche che quando tu cominci a dire alle persone guariscono. Io capisco il tuo senso di solitudine, ma c'è una via d'uscita che si chiama Gesù il Signore. È così che funziona. Chi è che si è mai sentito profondamente con una stima bassissima di se stesso? Alzi la mano. Solo io. Chi ti ha curato? Chi è venuto nella tua vita a curarti e dirti: tu sei prezioso ai miei occhi? Il Signore Gesù Cristo. È Lui che è arrivato e ha detto: io ti stimo perché tu sei prezioso ai miei occhi. Ti ricordi cosa dice il libro di Isaia? Tu sei prezioso ai miei occhi e io ti stimo, io ti amo. Se attraverserai i fiumi non sarai sommerso, se attraverserai il fuoco non ti brucerai, perché io do popoli al tuo posto. Allora ti voglio chiedere una cosa: ti basta la vita di Gesù Cristo per comunicarti da parte di Dio che tu vali abbastanza? Sì o no? Cristo ha dato la sua vita per te, tu vali abbastanza? Dio ha dato la cosa migliore perché io e te potessimo essere salvati oggi. Sei abbastanza prezioso agli occhi di Dio, sì o no? Sì o no? Amen? È così che funziona, cari miei. Il nostro Dio ci ama profondamente. Il problema è dentro di noi, ma quando Dio viene e cura la solitudine, cura la mancanza di autostima, cura il disprezzo di se stessi, cura
la dipendenza dalla pornografia, cura la dipendenza da sostanze, cura la voglia di farla finita. Mai nessuno qua ha passato a desiderio di farla finita? Siamo sinceri gli uni con gli altri. Nella mia adolescenza io ho passato per questo varie volte. Signore, che senso ha vivere? E il Signore viene e dice: smetti di pensare così, perché io do la mia vita al posto tuo e vale la pena vivere. Cristo aveva tutto il diritto di vivere, ma sai perché ha scelto di dare la sua vita? Perché tu potessi amare la vita e tu potessi trasmettere l'amore per la vita alle persone che l'hanno persa. Tu sei luce e non possiamo mettere una luce sotto un contenitore, dobbiamo metterla sul davanzale e dire: io so come si esce, io ti capisco, io capisco quello che tu stai provando, ma Cristo è la risposta. Cristo è la risposta. La terza cosa che in questo testo ci dice è molto interessante. Siamo ancora alla prima slide. Se potete cambiare. Ok? Eccola qua. Così risplenda la vostra luce. No, questa è l'ultima. Quella prima, per favore. Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in... Dove? Che bello, no? Possiamo essere luce per quelli di fuori, per quelli del mondo che hanno bisogno di noi? Chiaro che sì. Ma la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo accendere la luce e farla splendere dove? Nelle nostre case. Che roba interessante. È facile fare le persone luminose fuori, no? Nel mondo. Basta avere il dono della chiacchiera come io ho. Basta che io predichi e gli altri ascoltino estasiati della mia eloquenza. Ma quando io torno a casa, la prima cosa che io chiedo tante volte a mia moglie è: com'è andata? E la cosa interessante è che mia moglie e i miei figli sono i miei peggiori critici letterari. Sai perché? Perché io posso predicare quello che voglio, ma se non vivo nella mia casa quello che io predico, se la mia luce non è accesa nella mia casa, io perderò ogni luminosità, perderò ogni ragione di dire quello che sto dicendo. Ed è interessante che oggi le comunità sono piene di persone che purtroppo predicano bene, ma razzolano molto male. Non splendono nella propria casa. Figli, posso darvi un consiglio? Voi che vivete in casa con i vostri genitori, splendete. E sai come tu devi fare a splendere? Obbedisci ai tuoi genitori. Non perché è una cosa che pesa, ma perché è una cosa giusta da fare davanti a Dio. Nel momento in cui loro vedranno che tu dirai sì, senza rimandare, perché tu sai che l'obbedienza rimandata è disobbedienza. Ok? Ah sì, lo farò. Ok? E sopra la seggiola si accumulano tonnellate di vestiti. Il piumone del letto è arrotolato come un gatto arrabbiato. E i tuoi genitori: dai, sistemati la camera. Sì, mamma, lo farò. Sì, papà, lo farò. Come no? Mi raccomando, studia, eh? Ok. Sì, ho già imparato la lezione, come no? Ma è interessante che quando i nostri genitori parlano, e quante volte noi abbiamo sbagliato, quante volte io ho sbagliato nella mia vita, carissimi, quando noi non ascoltiamo le autorità che Dio ha messo sopra di noi, non risplendiamo nella nostra casa. È questo che succede. Ed è interessante che mogli e mariti, qua ci sono tante coppie giovani, no? Quando io non sono il marito che Dio vuole, io non splendo nella mia casa. Quando la moglie non è la donna che Dio vuole nella casa, non risplende e la luce si spegne. Ed è questo che succede nella casa, il buio. Tu sei mai andato in bagno durante la notte con la luce spenta per non disturbare? Chi è che è mai andato in bagno durante la notte a luce spenta? Ok. Interessante che a volte tu tieni la luce spenta e tu, quando arrivi all'angolo della porta e giri, no, c'è a volte con i piedi scalzi e picchi con il mignolino sopra l'angolo della porta
tu non ti immagini il dolore che fa, perché tu cammini nel buio e le cose succedono quando cammini nel buio. Noi dobbiamo risplendere nella nostra casa e la parola di Dio dice che la luce deve splendere nella nostra casa, con i nostri figli, con i genitori, tra marito e moglie, è così che funziona nella parola di Dio. Noi non possiamo risplendere perché senza luce noi possiamo veramente spegnere la luce di Cristo nella nostra casa. Ultima cosa che voglio dirti quest'oggi. Guarda questo ultimo versetto che dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Allora, per chi è che io devo splendere? Per chi è che io devo splendere? Secondo questo testo biblico. Io devo splendere per la gloria del Signore. Sai che la settimana scorsa il pastore Caio ha detto che il sale può perdere sapore, ti ricordi? Se il sale perde sapore è utile solo per essere buttato via e calpestato dagli uomini. Un cristiano che non ha sapore è un cristiano che verrà disprezzato anche da coloro che non conoscono il Signore. Noi possiamo avere la bella cravatta, la maglietta, profumati, deodorante, ma se non sono un vero cristiano, non profumo nella mia anima, io posso veramente puzzare nel mondo spirituale. E attenzione, si può perdere anche la propria luce interiore. Quando Cristo non risplende nella mia vita è perché io non sto rispettando alcune regole spirituali molto importanti. Possiamo mettere l'ultima slide che dice così: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, che vi annunciamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Noi dobbiamo camminare nella luce, non soltanto essere luce, ma camminare nella luce. Quando è che io perdo la mia luminosità? Quando io smetto di confessare i miei peccati. La confessione è fondamentale perché io mantenga la mia luce accesa. Ogni giorno che io mi alzo, io sono già in debito col Signore. Ogni pensiero che io faccio è già un peccato contro Dio, perché solo un essere umano su questa terra, da quando è nato fino a quando è morto, ha avuto un'anima che glorificava Dio con tutto se stesso fino nella radice del proprio essere. Si chiama Cristo il Signore. Appena noi pensiamo qualcosa, la pensiamo per noi stessi. Appena noi facciamo qualcosa, la facciamo per noi stessi. Noi siamo egoisti di natura, radicalmente corrotti dal peccato, salvati per grazia, ma siamo sotto l'effetto del peccato. E se noi smettiamo di confessare con tutto il nostro cuore i peccati al Signore, noi smettiamo di camminare nella luce e diventiamo tenebre più che luce. Quindi la cosa fondamentale, cari miei, è abbattere l'orgoglio nella nostra anima, abbattere l'orgoglio in modo che Cristo possa dire: questo è il peccato che tu devi confessare, questo è il peccato che tu devi mollare, in modo che io possa di nuovo risplendere nella tua anima. E a quel punto la parola di Dio dice che il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Pastore, quali peccati? Ma io ho fatto dei peccati gravissimi, ma il Signore ti purifica, basta che tu lo confessi. Sai qual è la parola, una delle parole più usate nel Nuovo Testamento? Ravvedetevi. Ravvedetevi. Ma Dio è amore. Sì, Dio è amore. Se entra un barbone di qua, ateo, che rifiuta, che ha sempre rifiutato la presenza di Dio nella propria vita, che cosa noi dobbiamo fare? Accettarlo, sì, essere luce, abbracciarlo, farlo sedere in mezzo a noi, predicare la parola di Dio, ma noi dobbiamo insegnare alle persone che devono ravvedersi. Signore, ho peccato, confesso il mio peccato, io voglio camminare vicino a te e essere continuamente luce in mezzo alle tenebre. Se io non confesso i miei peccati, io non posso essere luce. Confessare è una delle cose più difficili del mondo. Sai perché? Perché noi dobbiamo mettere sotto i piedi il nostro orgoglio. Se noi confessiamo i nostri peccati, il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Per esteso, il sangue di Cristo si attiva
quando noi ci umiliamo. E Cristo può perdonare ogni peccato, anche il più radicale di questo mondo. Sai, a volte noi dimentichiamo una cosa. Siamo stati noi a metà di Cristo, non sono stati i romani. Siamo stati noi a piantare i chiodi nelle mani di Cristo. Noi abbiamo ucciso Cristo Gesù il Signore con i nostri peccati. E Cristo può perdonare qualsiasi peccato noi facciamo, perché Lui sapeva, ma è morto per ciascuno di noi affinché il suo sangue potesse purificare le nostre anime. È questo che noi dobbiamo essere. Quindi Cristo ti guarda stasera e ti dice: tu sei luce nelle tenebre. Ma devi tenere accesa questa luce, prima nella tua casa, secondo nel mondo, perché persone che sono passate per la tua stessa strada hanno bisogno della tua parola, di 2 parole fantastiche che sono le parole ti capisco, e mostragli la via d'uscita affinché loro possano trovare accoglienza. E ultima cosa, noi dobbiamo perseverare, camminare nella luce, confessando i nostri peccati ogni giorno affinché il sangue di Cristo ci purifichi completamente. L'esortazione del Signore Gesù questa sera è: risplendi, perché tu sei luce, quindi non spegnere la luce che c'è dentro di te, che lo Spirito Santo possa continuare a lavorare nella tua anima. Vorrei pregare insieme a te adesso. Ricordati il momento in cui Gesù è entrato nella tua situazione. Forse eri là nella tua camera da solo, a piangere, a rattristarti, ad angosciarti. Magari hai detto: Signore, non vale la pena vivere così. Ma in quel momento qualcosa ti ha impedito di fare un passo in più, ma soprattutto qualcuno ti ha impedito di fare quel passo in più. È stato proprio Cristo che ti ha mandato forse una persona, ti ha mandato una parola nella tua mente, nel tuo cuore. Ha lasciato che il suo spirito potesse toccare nel profondo della tua anima. È Lui che ti ha detto: tu vali per me. E Cristo ti ha dato quella grazia, ti ha riempito perché tu possa proclamare la sua gloria a persone che sono in cerca della stessa cosa, ma che non sanno dove trovarla. È per questo che Cristo ti sta dicendo: tu sei luce. Tu non sei il problema, tu sei la soluzione che Cristo ha scelto per questo mondo nelle tenebre. Pastore, ma io non ho capacità. Non serve capacità, serve solo un cuore aperto. Nostro Dio, nostro Padre, grazie Signore perché ci hai fatto parte di quella stupenda grazia che ci ha reso luce in mezzo alle tenebre. Ti chiedo in questo momento, Signore, di guarire chiunque è in cerca di una via d'uscita, di un abbraccio, di una comprensione, di un'accoglienza. Signore, nel nome di Cristo Gesù, come cristiani, aiutaci a essere risplendenti, perché il mondo è nelle tenebre, ma noi abbiamo la soluzione. Ti prego, Signore, chi sta ancora resistendo al tuo Vangelo, alla tua grazia, al tuo amore, Signore, sciogli questo cuore di pietra e metti un cuore di carne che possa essere sensibile alla tua volontà. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Cantiamo
cantiamo il nostro Signore. Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza da desiderare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il Creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato tra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. Cantiamo l'offerta. L'ho offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il Creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, al dolor si arrese fino alla morte. Egli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia. E per questo l'agnello, tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, al dolor si arrese fino alla morte. Egli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci vita. Amen, Padre. Ti ringraziamo, Padre, perché ci hai dato la vita, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che tu hai passato, Padre. Ci hai dimostrato che è possibile, Padre, vivere una vita in santità. Ci hai dimostrato che è possibile vivere una vita che piace al Padre. Ti ringraziamo perché tu non dovevi venire, non dovevi provare tutto quello che hai provato, ma hai dato il tuo figlio affinché
provasse tutto quello che doveva provare, passasse tutto quello che doveva passare, Padre, per morire, per portarci, Padre, un messaggio. E il messaggio è che soltanto grazie a te noi abbiamo la vita, Padre. Soltanto grazie a te noi possiamo essere luce e sale, Padre. Soltanto grazie a te, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Ok, prima rimanete pure in piedi. Prima dell'ultima canzone avremo gli avvisi. Ok, allora adesso avremo i nostri piccoli gruppi, subito dopo l'ultima canzone, subito dopo il culto, e siamo divisi così, nel seguente modo, aspettate. Ok, i preadolescenti seguiranno Maggie e Joshua. Dove siete? Aspetta, Joshua là e Maggie? Ok. E le adolescenti ragazze seguono me, mentre i ragazzi seguono Gabriel. I giovani, le ragazze seguono Monique dov'è? Sì, scusa. E i maschi giovani seguono Samuel. Che è? Ok. Poi in contemporanea, per tutti quelli che hanno accompagnato i ragazzi qua, per chiunque voglia, per i genitori, il pastor Sandro farà uno studio ogni sabato sull'Apocalisse, quindi vi invito a partecipare, anche perché il libro di Apocalisse è sempre molto interessante e pieno di tante cose che descrivono comunque i nostri ultimi tempi che viviamo. E quindi in contemporanea dei piccoli gruppi ci sarà questo studio offerto da Pastor Sandro per tutti quelli che vogliono partecipare. Poi ci sono le slide Ok, abbiamo il nostro campeggio a fine di questo mese, dal 31 ottobre al 3 novembre. Il tema è quello che vedete su in cima, sono 90 euro a persona ed è a partire dai 19 anni. Sarà nel posto che conoscete già tutti, a Santa Giustina, e le iscrizioni sono aperte fino al 22? Ok, e sono con Maggie. Alza la mano, così possono vedere. Ok. Ok, devo leggere da qua. Ok, avremo una cena a tema anni 60 durante questo campeggio, quindi venite preparatevi per questa cena. Cercate su Pinterest cosa sono gli anni 60, come si vestivano, e siate creativi. In più avremo varie attività notturne e tantissime altre cose che stiamo organizzando, che sono organizzate, quindi vi invitiamo ad esserci, di iscrivervi entro il 22 ottobre. Ok, in più, come ultima cosa, abbiamo ancora abbiamo ancora magliette dell'Aga Move, le vedete là su quel tavolo, forse non adesso perché è un po' scuro, però su quel tavolo ci sono ancora in vendita alcune magliette dell'Aga Move, quindi se volete comprarle potete parlare con Medea, ok, che ha alzato la mano. E altre slide, altre locandine? Ok, perfetto, passo la parola alla Lode allora. Per concludere il nostro momento di lode, vi chiedo come al solito, se volete, avete piacere di venire qua davanti, magari spostare le sedie, se avete piacere, e che noi possiamo con questa ultima musica innalzare il nostro Signore. Amen? Voglio sentirvi. Innalziamo il nostro Signore, amen? Amen, cantiamo. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò alla vita e donò completo accesso al cuore della te.
ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà. Per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo uniti qui, siamo uniti qui, siamo uniti qui. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore. Alleluia, amen. Al prossimo sabato.